quella adesso è l'orizzonte, ecco perché Mario Conte sarà con noi appunto alle 22:15, perché adesso dobbiamo guardare anche alle elezioni amministrative e con quello che sta succedendo poi Lega. Poi c'è Vicenza, no? Il primo partito potrebbero anche rivendicare la candidatura a sindaco? Che fate? Cioè, sono il primo partito a Treviso, noi siamo il secondo. A Treviso lo chiediamo a Luca De Carlo, visto che ci è il sta suo seguendo. Si sta seguendo, ci sta scrivendo, ti ha smentita su quello che hai detto prima. Ma leggetevi i giornali, dopo... subito dopo le dichiarazioni. Guarda che De Carlo lo terrei in panchina per il momento, magari sottosegretario o qualcosa di... ecco. Perché nel 2025 fa presto ad arrivare, no? E dopo Zaia magari. L'ho visto l'SMS poco fa, un altro però degli non scenari. Ha detto su Mario Conte se lo appoggiano Primo, veramente. e secondo, forse non ha visto che lo vorrebbe fare Elena Donazzani. Anch'io vorrei fare tante cose. No, ma dica, cioè nel senso Elena Donazzani ha espresso questo desiderio. Si è autocandidata, insomma, di solito le autocandidature funzionano poco. Non funzionano poco. Proprio in questa sede, ieri sera, ancora, ieri pomeriggio. Marco, cosa dici? Che gira la voce, però. Sì, no, quello sì.